postumi a Fagarè della Battaglia. Una giovane mamma con a bordo le bambine di 8 e 10 anni sbanda e si schianta contro un camion in serie condizioni, la più grande. Coppia di coniugi travolti sulle strisce a Belluno, la donna in terapia intensiva a Treviso, l'automobilista di 69 anni è risultato positivo all'alcol test. L'addio a Filippo Cortivo, il 15enne morto in scooter dopo 2 giorni di agonia. Domani a Valliona la cerimonia al campo sportivo, sarà un'ultima festa, dicono i genitori. Sgominata dai carabinieri di Bassano una banda che aveva seminato il panico nelle aziende orafe del territorio, recuperata merce per oltre €500.000. Minacciata e aggredita da 2 pusher mentre svolgeva il suo lavoro in via Piave a Mestre, vittima la nostra collega Anna Maria Parisi che nel pomeriggio ha presentato denuncia. Allarme caldo, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma anche per la giornata di domani l'allerta gialla, la preoccupazione dei sindacati. Ad agosto è prevista la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. Il Consiglio dei Ministri ha però annunciato che resteranno valide fino alla scadenza, così è il caos, dicono i comuni. Iniziata l'invasione veneta al raduno degli alpini di Gemona, il Gran Caldo ad accompagnare le prime celebrazioni della Triveneta, oggi dedicate al ricordo del terremoto del 1976. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3, con l'informazione veneta di Antenna 3. In apertura lo avete sentito dai titoli, un grave incidente lungo la Postumia, precisamente a Fagarè della Battaglia. Una giovane mamma di origine straniera e residente a Treviso con a bordo le sue bambine di 8 e 10 anni è sbandata e si è schiantata contro un camion in serie condizioni, la più grande. Era seduta sul lato del passeggero, l'auto è stata messa sotto sequestro. Ho provato a frenare, a fare di tutto per evitarle, ma mi sono trovato la macchina contro. Sono le parole dell'autista del TIR. Erano tutte e 3 a bordo della C3 azzurra, mamma e le 2 figlie di 10 e 8 anni. Stavano percorrendo via Postumia a Fagarè in direzione Ponte di Piave quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Un frontale tremendo, le lamiere dell'auto incastrate nel paraurti del camion, un impatto che ha richiesto l'intervento del SUEM 118. 2 le ambulanze arrivate e l'elisoccorso che ha trasportato all'ospedale di Treviso la bambina di 8 anni rimasta gravemente ferita. Ferite ma in modo più lieve anche la madre 34enne e la sorella di 10 anni, portate anche loro al Cafoncello. Sono il proprietario del mezzo. Qui insomma hai un segno per capire anche lei cosa... Sì, no, più che altro segno di vicinanza chiaramente dell'operatore, del nostro operatore, ma non ho visto niente, non posso dire niente. Avete sentito il boato, qualcosa? No, niente, no. Abbiamo sentito solo i vigili di fuoco. Dalle prime ricostruzioni pare che la causa dell'invasione non sia stata un sorpasso azzardato, più probabilmente una distrazione e un malore, ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale sul posto con i vigili del fuoco. Ho lasciato la macchina qui e vado in ufficio a piedi. Vigili urbani che si sono occupati anche di mettere in sicurezza l'area in una strada trafficata come lo è via Postumia, disagi per il traffico, deviazioni e lunghe code fino alla rimozione dei mezzi. Ed è stata una tragedia sfiorata, quella avvenuta a Belluno, dove un 69enne ha falciato una coppia di coniugi mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna versa attualmente in gravi condizioni. È risultato positivo all'alcol test il bellunese classe 1957 che ieri attorno alle 19:30 lungo Viale Europa a Belluno ha falciato una coppia di coniugi mentre attraversavano le strisce pedonali che collegano l'ospedale San Martino con il comando provinciale dei Carabinieri.
Nonostante l'intervento pressoché immediato dei sanitari, poiché il luogo dell'incidente dista solo pochi passi dall'ingresso del nosocomio, le condizioni della coppia e in particolare della donna, una bellunese di 64 anni, sbalzata per diversi metri sull'asfalto a causa dell'impatto, sono apparse subito molto gravi e si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Treviso, dove la donna si trova attualmente ricoverata. Il coniuge, anch'egli bellunese di 67 anni, verserebbe invece in condizioni leggermente migliori ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Belluno. Degli accertamenti in merito alla dinamica dell'incidente, così come della gestione del traffico, rimasto bloccato per circa un'ora lungo una delle arterie viarie più importanti della città, si sono occupati i carabinieri, mentre i vigili del fuoco si adoperavano a liberare la carreggiata dai detriti. L'investitore, risultato positivo all'etilometro, è stato deferito all'autorità giudiziaria. E domani anche l'addio a Filippo Cortivo, il 15enne morto in un incidente stradale dopo 2 giorni di agonia. Domani appunto a Valliona la cerimonia al campo sportivo, attese centinaia di persone. Sarà un'ultima festa, dicono i genitori. In questo momento siamo all'interno della camera di Filippo, dove qua c'è la sua grande passione, quindi ci sono le sue prime coppe. Ha i suoi Lego, molto affezionato ai suoi Lego. Lui era un piccolo meccanico. Questa passione aveva portato Filippo a scegliere l'Istituto Masotto di Noventa Vicentina, che frequentava con profitto. La mamma con la sorella Chiara, con dolore e orgoglio, ci hanno accompagnato nel suo spazio più intimo, la cameretta dove sono presenti i simboli della maggior parte delle sue passioni. Una promessa nel karting, Filippo Cortivo era iscritto al campionato Rotax Junior, dove collezionava vittorie promettenti. Un campione in crescita che aveva in Ayrton Senna il suo grande idolo. Dopo 2 interminabili giorni di agonia dall'incidente, invece, Filippo è ispirato al San Bortolo, dove il 10 giugno scorso era arrivato in condizioni disperate con l'eliambulanza. Abbiamo deciso di donare le cornee di Filippo e intendo anche salutare e ringraziare tutto il reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Vicenza, che ci siamo sentiti veramente 3 giorni a casa nostra. Flavio, il papà di Filippo, ci ha accompagnato invece ad Orgiano, sul luogo dell'incidente. Qui una Fiat Panda a forte velocità aveva centrato in pieno lo scooter su cui viaggiava Filippo. Oggi gli amici hanno costellato il luogo con fiori e ricordi dedicati a lui. La comunità di Valliona si è radunata nella chiesa parrocchiale per la veglia funebre. Domani qui sarà il lutto cittadino proclamato dal sindaco. Nel campo sportivo è stato organizzato l'evento per permettere a tutti di essere presenti. Oltre al paese, anche che vengono da fuori, si sono organizzati addirittura con i pullman. C'è gente che arriva da ogni parte, prevedo da Trento, Padova, anche fuori provincia. Dunque pensavamo a questo spazio più idoneo per fare questa cerimonia di funebre, diciamo, però dedicata a lui in suo onore, come una festa di gioia. Ogni anno organizzeremo una gara motoristica con tutti che vorranno partecipare in memoria a Cortivo Filippo, perché per noi Filippo è qui con noi, c'è ancora. E passiamo ora a un'operazione dei carabinieri di Bassano, che hanno sgominato una banda che aveva preso di mira aziende orafe del centro e del nord Italia. Sgominata dai carabinieri di Bassano una banda che aveva seminato il panico tra la fine del 2025 e i primi mesi del 26, andando a colpire aziende orafe di mezza Italia, compreso il nostro territorio. Recuperata merce per oltre €500.000 e denunciati 3 soggetti per furto in concorso. Almeno una decina di episodi tra furti messi a segno e tentati, che hanno visto prese di mira anche una ditta di Romano del Zelino, dove i malviventi non erano però riusciti a portare a termine il colpo. Una a Camisano Vicentino, dove erano entrati sfondando le porte blindate con una ruspa, e a Isola Vicentina. E ancora un colpo nel Veronese, 3 in provincia di Arezzo, 2 nelle Marche. Le indagini della compagnia bassanese sono partite a febbraio, quando, focalizzandosi sulle auto usate dai malviventi, gli inquirenti sono arrivati a Trezzano sul Naviglio. In un garage, la base del sodalizio criminale, trovate una pistola risultata rubata con le munizioni, €53.000 in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate. Il
rinvenimento dell'arma aveva fatto scattare l'arresto in flagranza per i 3 che si trovano tuttora a San Vittore. Da puntuali riscontri i militari hanno accertato le responsabilità della banda di pendolari transregionale che sapevano benissimo come eludere le forze dell'ordine. Utilizzavano vetture di grossa cilindrata intestate a prestanome e su queste applicavano targhe contraffatte perfettamente riprodotte che ingannavano i targa system dislocati lungo le strade. Vista la complessità dell'operazione, un plauso arriva dal sindaco di Romano Dezzelino che parla dell'importanza del lavoro in sinergia tra pubblico e privato. Il fatto che da quell'attività poi ci siano state anche diverse sensibilizzazioni nella prendere altre misure. Abbiamo deciso di investire su ancora altri varchi, su ancora altre telecamere. C'è stata anche una forte richiesta da parte di questi imprenditori, non solo quelli del settore orafo, e ci rende insomma più consapevoli che il sistema e il metodo sono quelli giusti. Oltre a questo è fondamentale il lavoro che hanno fatto e faranno le forze dell'ordine. E continuiamo con la cronaca, con l'assalto nella notte in una ditta Oraf di Camisano Vicentino, un blitz dei malviventi simile a un altro assalto avvenuto in un'altra società avvenuto a febbraio. Questa mattina alle 2:20 siamo stati svegliati dall'impianto dell'allarme che ha segnalato l'intrusione nella parte posteriore della nostra azienda. Abbiamo visionato immediatamente le telecamere, abbiamo visto che c'era un mezzo pesante che aveva sfondato la recinzione. Il risveglio di soprassalto per molti ha attivato in automatico tutti i sistemi di allarme della Berica Lavorazioni Speciale SPA, un'azienda fondata nel 1971 che nel distretto orafo di Camisano è specializzata nel recupero di metalli preziosi, oro, argento e platino provenienti dagli scarti di lavorazione. Chi ha assistito al blitz dei criminali ha descritto modalità simili alle scene dei film d'azione più spettacolari. I nostri vicini avevano provveduto anche loro a chiamare le forze dell'ordine perché si erano accorti che c'era una banda di 10-12 persone con dei mezzi d'opera che avevano bloccato la strada sia da un lato che dall'altro con una betoniera e un autocarro, più con un altro mezzo pesante avevano sfondato la nostra recinzione. Tecniche di guerriglia organizzata molto simili a quelle che ha subito la ditta Oraf Faccon il 25 febbraio scorso. In quel caso i malviventi, dopo aver bloccato le strade con mezzi pesanti, sono riusciti a farsi largo all'interno dell'azienda. Qui fortunatamente non hanno fatto in tempo, ma non è stato un tentativo isolato. Questa è la terza volta che provano negli ultimi anni. 3 anni fa purtroppo sono riusciti a entrare dentro nei nostri impianti produttivi effettuando un tunnel per bypassare l'impianto dell'allarme e per poi calarsi dal tetto nella zona proprio della produzione specifica. E confermo ancora di più che questa banda che sta operando nel nostro territorio, sia qua a Camisano che abbiamo visto anche comunque nel Bassanese, sta operando con dei sistemi proprio da guerriglia urbana. E torniamo a parlarvi del delitto Tarna perché è stata depositata in procura la relazione del medico legale. Il giovane barman è stato ucciso con un singolo colpo esploso a contatto con la parte sinistra del capo. Al momento dell'uccisione era cosciente. Un singolo colpo di arma da fuoco esploso a contatto con la parte sinistra del capo, uno sparo secco che ha provocato una morte quasi immediata nell'arco di pochi secondi. L'orrore dell'assassinio del barman 25enne Sergio Tarna è tutto nelle 92 pagine depositate in procura a Venezia dalla specialista in medicina legale Giorgia Franchetti, relazione ora a disposizione anche della difesa dei 2 indagati, da un lato l'ex agente di polizia locale Riccardo Salvagno, rappresentato dall'avvocato Guido Galletti, dall'altro l'amico Andrea Vescovo, difeso dal legale Fabio Crea. Ci sono delle evidenze che ovviamente da quel punto di vista confermano, al di là di aspetti di natura soggettiva, ma dal punto di vista della qualificazione, così come emergente dall'esame autoptico, chiaramente una qualificazione di volontarietà dell'omicidio. Ed è qui che si gioca la partita, perché finora l'ex vigile ha parlato di un colpo accidentale partito dalla sua pistola d'ordinanza, di una reazione istintiva, non di un'esecuzione. La dinamica che viene descritta e finanche astrattamente accertata sotto un profilo medico-legale non si pone in una netta
netta contraddizione con le dichiarazioni rese da Salvagno. Per la difesa di Salvagno quindi le modalità dello sparo hanno quantomeno una lettura duplice. Possono deporre per un colpo ravvicinato sia compatibile alla dinamica descritta dal Salvagno, sia compatibile ad una dinamica che vedeva la vittima in una posizione di subordinazione. Ecco, non parlerei di una esecuzione a sangue freddo. Il colpo di pistola, l'unico colpo di pistola sparato quasi a contatto, e quindi questo consentirebbe di fare una valutazione in questo senso, a prescindere da altre considerazioni che riguardano l'elemento soggettivo e che sono oggi sotto valutazione di natura psichiatrica per entrambi gli indagati. Quanto alla vittima, riferisce l'autopsia, era cosciente al momento del decesso, per quanto presentasse tracce di alcol, cocaina e altre sostanze nel sangue, con il luogo dell'uccisione che coinciderebbe con quello del rinvenimento tra i campi di Malcontenta di Mira a fine dicembre 2025. Ora si attende il parere degli psichiatri, restano molti tasselli per ricostruire il movente, dall'esistenza di un video hot del quale Salvagno non voleva la diffusione a un giro di sostanze stupefacenti. Era ai domiciliari per stalking e nonostante questo continuava a molestare la sua ex. Un uomo è stato arrestato a Villafranca Padovana. 3 condanne per stalking non lo hanno fermato e continuava a minacciare la sua ex. I carabinieri di Limene hanno arrestato un uomo di Villafranca Padovana che era agli arresti domiciliari, ma continuava ad evadere per perseguitare la donna che l'aveva lasciato dopo 8 mesi di relazione a causa della sua gelosia ossessiva. L'uomo in passato aveva avuto altre 3 condanne per molestie rivolte alle precedenti partner. A maggio era finito i domiciliari dopo aver perseguitato con atteggiamenti aggressivi, assillanti e vessatori l'ultima fidanzata che l'aveva lasciato. Messaggi a tutte le ore del giorno e della notte sul telefono, via social ai parenti e agli amici della donna, foto minatorie con le fedi nuziali e minacce. Si presentava sotto casa, appostandosi, lasciando mazzi di fiori e biglietti o aggredendola nel parcheggio del centro commerciale dove lei lavorava o seguendola quando usciva con gli amici. La donna angosciata aveva denunciato tutto alle forze dell'ordine che hanno disposto gli arresti domiciliari. Lo scorso 13 giugno però l'uomo era evaso di casa nuovamente, così il giudice ha disposto l'aggravamento della misura ed è stato trasferito al Due Palazzi. Ha sporto querela da parte in questura a Venezia. Poche ore fa la collega di Media Nord-Est, Anna Maria Parisi, aggredita ieri in via Piave a Mestre. Il racconto di quei momenti. Poche ore fa sono stata in questura a Venezia dove ho sporto querela di parte per l'aggressione che ho subito in pieno giorno nel pomeriggio di ieri alle 14 in via Piave a Mestre, dove mi sono recata per documentare un fatto accaduto nelle ore precedenti. Via Piave a Mestre è da parecchi anni al centro delle cronache per una mancanza di sicurezza provocata soprattutto da una diffusa attività di spaccio, ma difficilmente prima d'ora si era assistito in pieno giorno a minacce e intimidazioni come quelle subite dalla nostra collega Anna Maria Parisi, colpevole semplicemente di avere ripreso una strada. 2 uomini di origine presumibilmente nordafricana si sono avvicinati intimandomi di non fare riprese e uno dei 2 in particolare ha cercato di strattonarmi e di immobilizzarmi bloccandomi con le spalle al muro e cercava di impossessarsi della telecamera e per questo mi strattonava anche delle borse. Ho cercato riparo presso un negozio, la pasticceria che si trovava proprio lì nei paraggi, perché uno dei 2 era veramente aggressivo e mi sono molto spaventata. Poi è arrivata la polizia locale. Sì, è arrivata la polizia locale perché ho chiamato io gli agenti della municipale, sono arrivati nell'immediatezza del fatto e mi hanno permesso di uscire dal bar dove avevo trovato riparo e di raggiungere la macchina aziendale. Mi hanno scortata fino alla macchina aziendale. Solidarietà ad Anna Maria Parisi è stata espressa dall'Ordine dei giornalisti, dal Sindacato Giornalisti Veneto e dal Comitato di redazione di Media Nord-Est, che ha definito l'aggressione grave e inaccettabile, auspicando che le autorità competenti facciano piena luce sull'accaduto
accaduto e che i responsabili siano individuati e perseguiti. Un messaggio di sincera vicinanza e solidarietà è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani. Una giornalista è stata aggredita, ha scritto Stefani, mentre esercitava quel diritto-dovere di informare che rappresenta uno dei pilastri di ogni società democratica. Bisogna reagire. Oggi gli strumenti ci sono, ho già scritto al Ministro rispetto a questa situazione perché non è l'unica e non è la prima e non devono essercene altre. Bisogna intervenire su via Piave con determinazione e chiarezza. Messaggi di vicinanza ad Anna Maria Parisi sono arrivati anche dal sindaco di Venezia Simone Venturini, dall'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Tomaello e da Giuseppe Saccà del Partito Democratico di Venezia. Solidarietà e un abbraccio alla giornalista Anna Maria Parisi di Antenna 3 è stata espressa dal sottosegretario di Stato Andrea Morelli, responsabile Dipartimento Editoria della Lega. Massima solidarietà è stata espressa anche dal segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano e dal segretario generale della CISL del Veneto Massimo Paglini, che si auspica un impegno comune per respingere ogni forma di violenza e di imbarbarimento della società. Piena veramente solidarietà alla collega Anna Maria Parisi, nella speranza veramente che episodi del genere non si ripetano mai più. E cambiamo ora argomento, parliamo del maltempo del 17 aprile dello scorso anno. I sindaci dei comuni alluvionati della Valle dell'Agno e di Arzignano fanno pressing sulle istituzioni, chiedendo lo sblocco dei contributi per continuare le opere di messa in sicurezza e ripristino sui territori. Una voce corale, quella che si leva dal territorio devastato dal maltempo del 17 aprile dello scorso anno, che mise in ginocchio i comuni della Valle dell'Agno e Arzignano. Appello ad agire a cui hanno risposto tanti rappresentanti istituzionali della regione e parlamentari vicentini all'incontro ospitato nella sede della Protezione Civile Valle Agno. Obiettivo: farsi carico della richiesta che venga sbloccata con urgenza la quota rimanente dei contributi previsti per le opere di messa in sicurezza e sistemazione dei danni provocati dalla drammatica ondata di maltempo. Nelle scorse settimane gli enti hanno ricevuto una prima tranche di contributi pari a circa il 10% dell'importo complessivo dei danni, stimato in 39,2 milioni di euro, di qui il pressing sulle tempistiche. Abbiamo avuto notizia che tra qualche settimana dovrebbe esserci la ricognizione da parte dei tecnici del Dipartimento di Protezione Civile del Ministero e della Regione e quindi noi quello che abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Regione e ai rappresentanti in Parlamento di porre attenzione su questo processo e tenerci informati e darci informazioni su quanto ci arriverà come risarcimento dei danni per le ricostruzioni e anche in che tempi. Purtroppo il paese qua è un paese in frana, questo lo dico sempre per la geologicità che c'è del territorio e ecco, confidiamo che qualcos'altro arrivi perché altrimenti noi siamo in una situazione precaria, poi qui che è la sicurezza stradale, specialmente in certi territori. È uno dei pochi territori del Veneto che va dai 150 metri sul livello del mare fino ai 1800 metri, con una larghezza media della nostra vallata di niente, praticamente 1600 metri di larghezza. Questo comporta che qualsiasi tipo di evento atmosferico eccezionale crei dei rischi non solo alle infrastrutture, ma soprattutto i rischi ai cittadini. Oggi i sindaci ci chiedono di farci parte attiva per velocizzare da un lato i tempi e dall'altro per ricavare anche cercare di recuperare risorse. Noi unanimemente abbiamo dato ovviamente disponibilità ad impegnarci come abbiamo già fatto anche in passato, insomma la Regione chiaramente c'è e lavoreremo chiaramente assieme, ma stiamo già lavorando con loro. E ad agosto è prevista la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle elettroniche. Il Consiglio dei Ministri ha però annunciato che resteranno valide fino alla scadenza. Un annuncio che secondo molti italiani crea però confusione. Padova in prima linea insieme ad altri comuni per chiedere anche chiarimenti al governo. Sta generando confusione il dietrofront del governo sulla validità delle carte d'identità cartacee. Un provvedimento del Consiglio dei Ministri ha prorogato la validità di questo documento oltre la data fissata del 3 agosto per il passaggio al documento d'identità elettronico, allungando fino alla scadenza naturale quello cartaceo. Rimane però cruciale il nodo dell'espatrio, è qui che si crea la confusione perché dopo il 3 agosto comunque la carta d'identità cartacea non sarà più valida per volare all'estero. La carta di identità cartacea
cartacea dal 3 agosto comunque per alcune funzioni, tra cui quella dell'espatrio, non sarà più valida. Quindi adesso dire che sarà valida quando lo è solo per alcune funzioni e per altre peraltro non lo sappiamo, per esempio tutta la relazione con gli enti privati, pensiamo alle banche, sarà o non sarà valida nei confronti di questi enti? Quindi il cittadino, al netto del fatto che sarà comunque un documento di riconoscimento, potrà utilizzarla per quelle che sono le funzioni per cui vengono normalmente usate le carte d'identità? Questo è una cosa che crea confusione, che non ha richiesto un'interlocuzione da parte del governo con i comuni in modo da poter anche provvedere a una comunicazione chiara, trasparente nei confronti della cittadinanza, crea confusione. La comunicazione con le nuove disposizioni è stata presa dai comuni in modo tardivo e imparziale, denunciano le amministrazioni comunali. Padova, insieme a Vicenza, Firenze, Bologna, Torino, Milano, Bergamo e Fiesole, ha fatto un appello al governo invitando a fare chiarezza, specie in un periodo come quello estivo in cui milioni di italiani scelgono di andare in vacanza all'estero. È il periodo in cui siamo più carichi di queste richieste e generare questa confusione sulla validità o meno della carta d'identità cartacea rispetto all'utilizzo per le vacanze crea naturalmente molta confusione, cioè rischiamo che ci siano delle persone che arrivano all'aeroporto con la carta d'identità cartacea convinti di poterla usare e invece non la potranno usare. Padova già da dicembre aveva potenziato il servizio aumentando orari e sportelli per consentire ai cittadini di arrivare ad agosto con la nuova carta d'identità elettronica. L'invito resta quello di fissare quanto prima un appuntamento per arrivare al 3 di agosto pronti con il documento elettronico. Visto che noi comunque come Comune di Padova ci siamo assolutamente attrezzati già da dicembre, ampliando gli orari, ed è possibile già oggi prendere appuntamento nei nostri uffici dell'anagrafe e andare a fare la CIE, l'invito è a quei pochi che sono rimasti, perché in realtà molti sono già venuti, di andare a fare la CIE, che così il tema si chiude e uno poi ha il documento che gli serve per tutte le funzioni. E il caldo continua a mettere in ginocchio l'intero Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma anche per la giornata di domani l'allerta gialla, temperature che mettono a rischio soprattutto chi lavora all'aria aperta. Nessuna tregua per il Veneto a causa dell'ondata di calore che sta attraversando l'intera regione. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma l'allerta gialla anche per l'intera giornata di sabato su tutto il territorio regionale. Afo, umidità e caldo che mettono a rischio soprattutto coloro che lavorano all'aria aperta, e per questo il presidente del Veneto Alberto Stefani proprio in questi giorni ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto che vieta di svolgere attività lavorative dalle 12:30 alle 16. Fortunatamente questo giro partiamo prima rispetto ad altri anni in cui ci siamo trovati a dover affrontare il problema dopo. La volontà è che poi tutti la rispettino, perché bisogna sempre partire dal... Tu puoi fare le regole più corrette, però deve esserci la consapevolezza delle persone che quelle regole vanno applicate, perché ad oggi in queste giornate c'è veramente caldo e i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto quelli nei cantieri piuttosto che in agricoltura, in determinati settori, sono veramente a rischio e noi non possiamo permetterci di aumentare questo contatore. Un protocollo necessario che arriva dopo un braccio di ferro per tutelare proprio i lavoratori più a rischio. Un'ordinanza che si inserisce anche in un bollettino estremamente fragile di infortuni e morti sul lavoro nella provincia di Treviso. Se dobbiamo ragionare di morti sul luogo, sul posto di lavoro, abbiamo avuto un forte incremento, siamo passati in solo un mese da 5 a 8 morti. Il nostro obiettivo è arrivare a zero morti sul lavoro. Il processo di vera e propria formazione all'interno dei posti di lavoro probabilmente sta anche determinato questo forte aumento non solo delle morti sul lavoro ma anche degli infortuni, delle denunce di infortunio, specialmente nel mondo femminile. La prevenzione diventa quindi la priorità assoluta sia tra i datori di lavoro che tra i dipendenti. In questo contesto si inserisce la mostra fotografica Non numeri ma persone, inaugurata nella biblioteca di Montebelluna. Un progetto nato nel 2009 per dare un volto alle vittime morte sul lavoro. L'iniziativa promossa da CGIL, CISL e UIL territoriali con l'associazione Ruggero Toffolutti, l'associazione per Mattia Battistetti e il comune di Montebelluna è gratuita fino al 30 giugno. Ogni quadro ha una figura, un'immagine che ti tocca il cuore. Questi, voglio ricordarli, non sono numeri, non sono statistiche, sono volti e in ogni volto c'è una didascalia che ben spiega quello che questi ragazzi avevano progettato per il loro futuro, le loro ambizioni, i loro sogni, che non verranno, come questi di Mattia, mai più realizzati.
Caldo, un gran caldo, anche quello che sta colpendo la 3 giorni della Triveneta degli Alpini a Gemona. Infatti iniziata anche l'invasione dei Veneti in terra friulana, ma soprattutto dicevamo un gran caldo. Io lo vedo già collegato il nostro Lucio Zanato con la parte tecnica di Tommaso Migot. Lucio, allora a te. Buonasera ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono in piazza del municipio, alle mie spalle sta terminando la cerimonia dedicata sostanzialmente alle 63 sezioni che hanno partecipato 50 anni fa a parte della ricostruzione del Friuli, in quei 11 cantieri organizzati dal presidente nazionale Franco Bertagnolli proprio dal giorno dopo di quel 6 maggio 1976, ore 21, e devo dire che l'immagine ad esempio dei frammenti della memoria che possiamo vedere lì vi fa vedere che cos'era proprio questa zona, cioè la piazza del municipio prima e dopo il terremoto. E qui invece c'è il ricordo sostanzialmente delle sezioni chiamate a rapporto, delle sezioni ANA, e vedete ci sono ancora i vessilli, e qui invece abbiamo la banda Amici Miei che sta suonando al termine di questa manifestazione, che ha voluto ricordare i 15.000 alpini volontari che per mesi hanno lavorato non solo qui a Gemona ma negli 11 cantieri proprio per ripulire le strade, per rimettere a posto per quello che si poteva le case, per dare insomma un futuro a questo territorio. Noi continueremo a raccontare questa Triveneta degli Alpini già da stasera, dalle ore 21 ci sarà quella dall'uomo di Gemona, Requiem e Rinascita, Intrecci di Sacro, Voci, Fiati e Memorie, uno spettacolo che vi proporremo in diretta. Ultima nota di cronaca, se volete vedere, anzi se il nostro Tommaso Migotta ci fa vedere, ci sono i vigili del fuoco nell'area ristoro, perché giusto qualche minuto fa, proprio parlando del surriscaldamento del gran caldo di oggi pomeriggio, uno degli stand ha avuto un momento di autocombustione prontamente fermato dai vigili del fuoco. E da Gemona al momento è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Lucio Zanato e a Tommaso Migot per la parte tecnica. Questa era anche l'ultima notizia di oggi, l'appuntamento con il telegiornale di Antena 3 alla prossima edizione o dopo la sigla, le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.